È l'ora di pranzo e noi siamo qui con Armando Zanotto. Ciao Armando, Ciao Bruno. benvenuto. Non ti Grazie. chiedo cosa hai mangiato ieri sera perché sennò mi racconti... No, perché... dopo ne parliamo. Ok. Oggi presentiamo una ricetta straordinaria. Oca arrosta con sedano. Sedano, sì. E per 6 persone. Ecco, oggi. Abbiamo la ricetta per 6. qua, caro Bruno, ti capissi che l'oca rossa... Sempre 6 normali perché sì, sennò qua per 4. Perché capì che l'oca... No, ma 4 mieti basteria. Sì. Lei è bella generosa, bella grande, arricchita dentro con del grasso che se custodisce che lei è la fine del mondo che è grasso per cucinare la oca. Qua della oca sarebbe a parlare tanto della tradizione dell'oca, perché vi do questa ricetta della oca che potete prepararla, comprarla per il Dio di Natale, che è una tradizione che ovviamente adesso noi tutti che fa va scomparendo. Anche qua ti pensa che mi venisse in mente, anche qua noi altri ven un prodotto nostro locale, non fui fare pubblicità, ma dico la zona dove che si trova. E avere questo prodotto qua che è l'edrio, essere commerciale in tutto il Veneto e oltre il Veneto. Te parli di quello che fa le oche, alleva le oche. Sì, quell'allevamento di oche, ma non è un allevamento Bruno. No, che le alleva. Così, le alleva nell'aia, nel cortivo. È bellissimo andare là un giorno, no? E sta qua era una professoressa, vai in Monega. Scusami. La monega sarebbe quella che si scaldea una volta la monega. Senza dubbio mi riferisco a quello. Sì. Quindi, vai a sapere che cosa dire. Che sta qua lascia ritirare suo marito, io ero due professori, e si è messo in campagna su una cuina a Tarzo. Il bello, la cosa così bella da vedere, da portare che gente che ovviamente... Ah, ecco, ma a proposito... Andiamo su a trovarli, sì. Poi farne da sponsor anche a noi altri. Porco canto, tu poi che prendi le occhi qua. Mamma mia. E allora, il bello che sia mattina sta qua te vede a versi i cancei, quindi ha una specie di tettoia grandissima, no? E dentro le tutte ocche, la verse i cancei, le ocche come non so che, no? Come dei pecore, va fuori tutte educatamente, ne sta collina grandissima, passeggiano tutta la giornata, e si ciba di tutte le robe che trova fuori. Ecco perché Elena Oca non strana. Non strana, no, quelli del Campidoglio. Mamma mia. Un allevamento di curina è questo qua. Sì. Ma adesso dobbiamo tornare alla ricetta, perché sennò il regista ne fa sempre così. Non ho capito cosa che vuol dire, ma dopo non è queste scusa. poi cosa fanno? Alla sera ritornano, bellissime a vedere ritornare, chiudono i cancelli e dormono tutta la notte. Pensa che occhi buoni che questi qua. Allora dimmi gli ingredienti. Allora io ti dico gli ingredienti partendo dall'oca, da 3-4 kg che va bene per mieti. Se puoi farla per 2 mieti, l'oca da 3-4 kg. Lei è impegnativa, sa, è impegnativa. Lei è sotto effetti, porco cane. Lei non è perché viene una fetta sola. Forse non riesci a dormirla. Viene a fare la cena di vigilia. Vero. Una carota. Bene. Una carota, una cipolla, esatto. Sempre qui che va bianca o rossa? Meglio, di quella che si trova, meglio rossa adesso a questo periodo, che è più saporita. Un gambo di sedano, 2 ramoscelli di rosmarino, questi che dà un profumo fantastico, 4 foglie di salvia, un quartino di vino bianco secco, quello sempre nostro, delle nostre... Delle volte se la tanta seme tocca sontare un pochettino di più. Beh, dipende dall'oca, se la ne domanda... Anche se è morta, ha dei desideri che si esprimono nella cottura. Ragazzi, un po' di più bianco mi farebbe meglio, mi fate smentegare i dolori. Ecco, esatto. 4 cucchiai di olio sempre extravergine d'oliva e 6 grosse coste di sedano. E adesso raccontami, sale e pepe naturalmente al bisogno. Allora, cosa succede con quest'oca? Quest'oca, prima cosa, bisogna prenderla e bruciare tutte le pelurie che ne ha nel corpo, quindi si bruciano con un fornello, si bruciano dappertutto, sotto le ali e tutto quanto, dopodiché si pulisce come consueto, si divide la testa, il collo, le zampe e si prepara tutta pulita, se la lava per bene e si sala
E se noi siamo andati prima in quei posti di bellezza, non viene fuori bene. Ma ancora non è ancora una brava No. preparazione. E allora andiamo avanti tradizionali. Chiediamo avanti la cura di bellezza a questa oca, no? E quindi si sala all'interno con un po' di sale grosso, un pochino di pepe, e si farcisce dentro con la carota, un po' di sedano, tutti gli aromi, rosmarino, l'aloro e quant'altro, no? E poi si sala tutto bene per fuori. Una parte di queste carote, sedano e cipolla che vengono tutte spezzettate si mette anche fuori nella teglia. Si unisce questi 4 cucchiai d'olio, un rametto di rosmarino, si ciappa. Ecco, importante sta oca di dare un colpo forte, come dargli una sberla perché è stata cattiva. Una scotata a 190 gradi, 5 minuti in forno, dopodiché si abbassa la temperatura a 160 per un quarto d'ora e dopo a 140 gradi si completa la cottura per un'ora e mezza circa, dipende se è nostrana, e si lascia cucinare pian pianino. Ogni tanto devi una occhiata in forno, avuto a tu sei, una bagnata con il vino prosecco, no? Basta te fa, e dopo avanti ancora, e fino a quando che è cottura. La cottura si determina con un stecchino di legno lungo, si infilza nel petto, nella coscia, se quando è introdotto ne esce facilmente, vuol dire che l'oca è cotta. Nel frattempo preparate queste belle coste di sedano che avete messo a parte, tagliate ben pulite e tagliate diciamo nel senso della lunghezza di 10 cm. Questa è una usanza tipica del trevigiano che si presenta proprio alle fiere di Treviso e in più viene a presentare nella tavola a Natale. Quando l'oca è cotta la togliete dal forno, la tagliate a pezzi, il sugo ricavato lo filtrate e ne tenete la parte densa, servirete l'oca con il sugo di cottura e a fianco in un piattino metterete tutte queste coste di sedano. La motivazione di questo sedano: si degusta l'oca, ogni tanto si pulisce la bocca con la gamba di sedano e questa è una tradizione che viene custodita, per fortuna Bruno, viene custodita anche adesso, che in qualche ristorante o in qualche famiglia che vuole mantenere la tradizione si trova. Questo è un mangiare favoloso il dì di Natale. Ecco, se avete tempo di farla è una cosa meravigliosa. E non aspettarsi più niente dall'oca, che non ne dice più niente, neanche a manieme, lo dobbiamo mangiare e tanti auguri. E buon pasto con questa meravigliosa ricetta. Io spero che se fate questa ricetta farete felicissimi i vostri ospiti a casa. E noi Armando ci rivediamo a tutte domani. Grazie, buongiorno e buon appetito.